Novità circa la Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. In una nota stampa le associazioni CNA, Confesercenti, Confcooperative, Lega Coop e Confartigianato hanno consegnato all'assessorato regionale alle attività produttive le designazioni per il Consiglio camerale delle 3 Camere di Commercio, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, riunite in una. Nonostante l'estemporanea definizione di Confindustria, scrivono nel comunicato stampa, rispetto all'apparentamento originario, le associazioni CNA, Confesercenti, Confcooperative, Lega Coop e Confartigianato delle 3 province hanno mantenuto gli accordi, ricombattato lo schieramento con cui si presentano all'interno della Costituenda Camera con uno specifico programma che mira allo sviluppo e alla crescita dei territori di riferimento. Dopo la nomina del commissario straordinario alla Camera di Commercio di Trapani, le associazioni attendono ai sensi dell'articolo 61 del decreto legge di agosto che la Regione Siciliana provveda alla nomina del commissario unico per le 3 Camere di Commercio, in modo da procedere speditamente verso l'insediamento degli stessi organi della nuova Camera. In verità sorprende poco la scelta di Confindustria di smarcarsi dallo schieramento a suo tempo ufficializzato con apposita dichiarazione di apparentamento tra le varie sigle, in quanto aveva già preso le distanze dall'iniziativa volto a denunciare la spropositata consistenza di Fiarcom e di Confimprese Euromed rispetto al numero degli associati comunicati. L'iniziativa poi ha trovato conferma anche nell'indagine dell'autorità giudiziaria che ha portato all'esclusione delle 2 sigle dal calcolo dei seggi a seguito di un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi, grazie al decreto legge di agosto, si può velocizzare finalmente il processo di procedere all'insediamento della nuova Camera di Commercio che, pur godendo del primo decreto di accorpamento, in Sicilia fin dal 2015 è rimasta al palo per troppo tempo e impantanata in un cammino lungo e tortuoso e non privo di ombre. Chi si è sempre battuto per il rispetto della regolarità delle procedure, sia pure in presenza di un ritardo clamoroso, oggi auspica una rapida conclusione della vicenda in modo da garantire alle imprese delle 3 province un presidio efficiente e pienamente operativo per supportarle nelle impegnative sfide che il contesto economico pone innanzi anche alla luce delle conseguenze prodotte dalla pandemia in corso.